Allora, caro Alex, siamo qua a intervistarti per un grande evento che ci sarà a Gorizia con la Mitteleuropa Orchestra, guidata da Marco Guidarini, che è il nuovo direttore della Mitteleuropa Orchestra, quindi un debutto anche per lui, diciamo con Certo. te, con un evento bellissimo dal punto di vista anche mio personale pianistico, non vedo l'ora di essere lì e di registrarti, con il concerto di Tchaikovsky, no? Per pianoforte orchestra, quindi mi dicevi prima Primo, che è quel primo concerto, chiaramente, mi dicevi prima che anche per te è un evento certo, notevole, insomma. certo. È un concerto sì che conosco insomma, da molto tempo, che ho suonato una volta parecchi anni fa. È un concerto che mi è molto caro per molti motivi, insomma è uno dei must comunque del repertorio, dei capisaldi del repertorio pianistico e comunque appartiene alla grande tradizione anche del pianismo russo, insomma di tutta l'epopea della musica appunto pianistica e sinfonica orchestrale russa e quindi in un certo senso è legata anche a me per motivi genetici, diciamo in qualche modo. Sì, sì. E quindi mi è molto cara come musica e come sensazione anche di poterlo appunto presentare al pubblico di casa mia, la mia seconda, prima casa, insomma, tutto mescolato da queste parti. Sì, Quindi c'è sì, sono questo molto... mix, no? Sì, Proprio di situazione. Tchaikovsky che comunque è rappresentativo diciamo, per le origini russe, certo, un po' che ritorni comunque a suonarlo anche per la prima volta, no? sì, Qua al Teatro esattamente. Verdi di Prima volta al Gorizia, Teatro Verdi. e quindi insomma deve essere un momento emotivo anche particolare per chi lo suona, Assolutamente. quindi anche per te, Sì, 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 perché ha sì. dei significati insomma un po' più, no? Oltre ovviamente a essere anche un brano che rappresenta insomma veramente il repertorio pianistico anche più conosciuto se vogliamo, Certo, no? Cioè, non voglio certo. dire commerciale per l'amor di Dio, No, però è chiaramente fischiettato e conosciuto da molti, assolutamente. quindi Sì, spero appunto di riuscire anche a coinvolgere il maggior numero di persone possibili, quindi assolutamente anche portare, anche abbassare forse in un certo senso l'età media del pubblico sì, sarebbe molto gradito, quindi sì, cercherò beh, di, insomma, muovermi anche in questo senso per riportare anche alla luce la bellezza di questo concerto tra i giovani che dovrebbero assolutamente sì. avere insomma, il diritto di conoscerlo. Sì, beh, penso che giocando anche in casa un po' insomma, di amici, di persone Sì, sicuramente. vicine a te anche a livello affettivo, chiaramente oltre agli addetti ai lavori, che insomma, non si perderanno sicuramente un concerto, un'occasione di questo Certo, tipo, insomma, ecco, spero no? Quindi, no, vivamente. questo sì. Mentre progetti per il futuro, so che beh, insomma, dopo la vincita in Giappone, diciamo che sei decollato, no? Letteralmente a suono di concerti, di ingaggi, di cose, quindi credo Sì, che... ho avuto appunto molte opportunità. In Giappone, ad esempio, solo in Giappone l'ultimo anno mi sono esibito 20 volte, un numero direi ragguardevole, e poi ho avuto anche molte occasioni in Europa, in Polonia, in Francia, in Italia, in Spagna, eccetera. E i prossimi impegni sono appunto recital in Germania, in Italia, poi mi avvierò ad incidere un disco a breve che uscirà, spero, ad autunno 2017. Cosa contiene E questo questo disco? Se lo disco, puoi dire già in sì, sì, si anteprima? può, si può Si può dire, dire? questo disco sarà ispirato a dei temi letterari Mm. e quindi conterrà musiche di Schumann e Liszt, adesso lascio un po' di suspense magari, però appunto basato su temi letterari, si intitolerà Fantasie letterarie, quindi uno può già immaginare Mhm. che cosa contiene senza Beh, però esserne certo, certo. certo in un certo senso, ci Sì, sono sì, varie sì. alternative. E invece poi altri progetti, nell'anno venturo sempre in Giappone suonerò con l'orchestra vari concerti, tra cui il concerto di Barber, meno Mm, conosciuto mm. ma estremamente impegnativo anche questo, e poi finalmente suonerò il terzo di Rachmaninoff, che è Eh, un mio sogno già Dove lo fai il pezzo? sempre a Kamamatsu, Ah, sempre lì, ho sempre capito. lì, sì. E quindi bisogna assolutamente contattare la Meteoro Orchestra che ti faccia fare il terzo Rachmaninoff. Speriamo, insomma, il terzo di Ci Rachmaninoff metteremo una buona parola. ci metteremo una buona parola. In maniera tale che sarebbe anche questo una Sì, cosa splendida certo, da fare con i regioni, insomma, assolutamente, sarebbe un evento ecco, davvero sì, no, incredibile. io sono sempre dell'idea che i talenti nostrani, poi insomma della levatura tua, devono essere comunque promossi il più possibile, insomma, no? Speriamo.
questo avviso, anche gli amministratori insomma, dell'orchestra della Meteo Europa sono sicuramente attenti a questa, chiamiamola filosofia, Certo. quindi credo e spero che insomma, ti rivedremo poi con Rachmaninoff. Volentieri. Ecco, io parteggio spudoratamente per te, cioè nel senso che è un piacere sempre sentirti, è un piacere vedere comunque un giovane qua locale, no? Sì, sì. Anche se sei diciamo di doppia, chiamiamola doppia nazionalità, Sì. insomma, ormai sei qua, sei nostro Sì, per la sì. serie. E vedere che hai questa carriera, questa cosa, quindi è sempre un piacere sentirti suonare, riuscire anche a registrarti, a farti anche queste interviste, insomma, Certo. è sempre una cosa dal mio punto di vista personale, sempre piacevole, sempre bello vedere un giovane che riesce, no? Perché dopo si parla tanto di problematiche, di mafia, di quello, di quell'altro, Certo. di riuscire, poi uno quando ha un valore come il tuo poi viene fuori, insomma. No? Speriamo. Ecco, quindi è anche un bel esempio per gli altri, no? Per gli altri ragazzi, che ce ne sono tanti Certo. nelle accademie che, insomma, che vedono, no? Quando uno vale il valore alla distanza, poi viene sempre fuori. Io ti auguro personalmente una carriera sfavillante, come stai già avendo, e spero appunto, di sentirti, di registrarti il più possibile. Che Grazie. così Spero anch'io riusciamo. vivamente. Ok. Altrettanto. In bocca al lupo Crepi. e alla prossima allora. Alla prossima.